classico, in mezzo, ne parlavamo prima con qualche musicista, spesso le colonne sonore dei film e Morricone sono stati considerati un po' sì, bravi, ma non certo a livello di Bach, Mozart o i grandi della storia della musica. Sicuramente è così, però il fatto di accostare quello che abbiamo pensato di fare, un brano di Mozart, a composizioni appunto di Morricone e di altri, mi pare che sia un atteggiamento piuttosto interessante. Direte che poi alla fine Morricone regge il confronto. Ovviamente mi sarà chiedendo, sarete chiedendo, e tu c'entra con il allora, a me praticamente le notti di Figaro sono la colonna sonora delle prime scene di Una poltrona per due, che è un film tormentone del periodo natalizio, per cui se lo programmano in TV guardatelo e risentirete questo. È come fare la canzone, è una colonna sonora di un film. Grazie.
Bravi.